Alberi giovani e a foglia larga, che garantiranno un apporto di ossigeno maggiore rispetto ai pini marittimi, che peraltro non sarebbero adatti all'ambiente urbano. Così l'assessore alle strade Marco Padovani, dopo il taglio degli alberi a San Zeno in via Pontida. Non c'erano alternative al taglio, spiega Padovani. La strada andava rimessa in sicurezza, le radici erano infatti affiorate di oltre 20 cm, rendendo la corsia impraticabile o comunque pericolosa. E non c'era scelta, secondo l'assessore, perché le alternative proposte sarebbero state impraticabili. A malincuore abbiamo dovuto fare questa scelta che vi garantisco è sofferta, ma la sicurezza stradale deve prevalere anche su altri aspetti importanti. E quella strada in via Pontida aveva raggiunto dei picchi dove le radici raggiungevano anche 25-30 cm di altezza fuori rispetto alla sede stradale. Una fresatura di queste radici avrebbe compromesso la staticità degli alberi stessi, con il rischio di schianto. Altre soluzioni erano impossibili da adottare. Chiunque abbia fatto qualche proposta alternativa non era possibile attuarla in quella condizione. Noi non siamo contro il verde, ha garantito l'assessore, che assicura che altre piante torneranno entro pochi mesi. Voglio rassicurare che comunque verranno ripiantumate piante autoctone in tempi brevi, appena le temperature lo permetteranno, quindi con foglia larga, quindi che avranno la massima possibilità di ossigenazione. Faremo anche un impianto di irrigazione nuovo che permetterà proprio anche di contribuire a un maggior beneficio delle piante stesse che verranno piantumate.